Gonzalo Rodriguez, attaccante argentino, 2 partite, 2 gol, insomma oggi un gol di pregevole fattura che ha dato la possibilità alla Nuorese di passare in vantaggio. Siamo contenti, i gol non sono l'importante è che abbiamo vinto, siamo primi in classifica, siamo in semifinale di Coppa, quindi dobbiamo continuare così a fare bene. La squadra è prima in classifica, insomma, sta crescendo anche da un punto di vista del gioco, insomma, poi si stanno aggiungendo nuovi elementi, tu sei uno di questi che da poco è a disposizione del mister. Certo, piano piano i miei compagni mi hanno fatto sentire benissimo, anche fuori campo e dentro si vede, quindi per loro ho fatto questo, non è che tutti insieme alla fine facciamo tutti insieme questo e portiamo la Nuorese a vincere, che quello è l'obiettivo. Emanuele Alessandri, una vittoria rotonda nel punteggio, siete partiti in svantaggio, poi avete insomma, fatto vostra la partita, il tuo gol ha chiuso il conto. Insomma. Sì, siamo partiti in svantaggio, loro devo dire sono una buona squadra, bravi davanti, ci sono pure gli avversari, però dopo comunque l'abbiamo ribaltata subito in un paio di azioni, potevamo farlo prima perché avevamo avuto delle occasioni per pareggiarla prima. Comunque buona la reazione, buona complessivamente la partita, abbiamo disputato credo un'ottima partita. Sì, sono contento per il gol, io ripeto cerco di sfruttare il grande lavoro che il mister ci fa fare durante la settimana per poter poi arrivare la domenica a fare queste prestazioni. Sono molto contento, ho la fortuna di giocare in una squadra guidata da un grande allenatore e composta da un gruppo di ragazzi oltre che forti, anche eccezionale, quindi io mi ritengo fortunato e cerco di sfruttare le occasioni che loro mi mettono nelle condizioni di poter sfruttare.